20 giorni fa abbiamo deciso di dare via al progetto Guida Galattica al coronavirus per creare uno strumento per i più piccoli, ma anche per i genitori, per capire che cosa stesse succedendo, ma soprattutto per attivarsi in tutte quelle che sono le modalità corrette di comportamento in questo momento e capirne il senso, perché ognuno era chiamato a fare il proprio dovere ed è chiamato a fare il proprio dovere. E il tutto abbiamo voluto, farlo con la filosofia che siamo abituati in Playday, quindi rigore scientifico, attenzione pedagogica e forte spinta nella comunicazione. La prima cosa che abbiamo voluto fare è stata quella di diffonderlo attraverso i musei dei bambini presenti in Italia, e quindi il Children's Museum a Verona, l'Explora di Roma, il MUBA di Milano, la Città dei Ragazzi di Genova si sono uniti in questa diffusione, ma non solo. L'abbiamo diffuso in tutto il mondo attraverso l'Associazione Internazionale dei Musei dei Bambini, che abbiamo contattato e subito ha diramato la notizia, la guida, e sono piovute decine e decine di richieste. Oggi siamo in oltre 60 paesi, abbiamo oltre 35 lingue tradotte, il tutto ovviamente completamente gratuito, a disposizione non solo attraverso una rete di amici e di collaboratori, tutti professionisti nel loro campo. Siamo riusciti non solo a creare un PDF, che è il progetto iniziale, ma a creare anche un video, in cui ringrazio André Guido per il video interattivo, che è in lingua italiana e inglese con voice over, e quindi sta già solcando tutti i confini, ma è diventata anche un'app interattiva grazie a Popcoder, che ci ha permesso in tempo record, devo essere sincero, di creare una struttura che ad oggi è utilizzata anche a scopo umanitario. Ci ha contattato la Croce Rossa portoghese, per esempio, per poterla utilizzare come supporto pedagogico, ma psicologico soprattutto. Il sindaco della municipalità di Istanbul ci ha chiesto di poterla stampare, abbiamo raggiunto più di 2 milioni di persone, quindi un successo straordinario, ma anche i paesi arabi uniti. Siamo al Cairo, in Siria, in Iran, in Iraq, in Giappone, in Thailandia. Le mamme a Seattle se la stanno passando attraverso l'iPad o attraverso WhatsApp. Abbiamo creato una rete internazionale, stiamo sentendo anche le più alte agenzie al mondo che ci stanno contattando per questo tipo di attività, perché crediamo di aver fatto un po' quello che è il nostro dovere, ma soprattutto quello che è la nostra passione, ovvero di fare chiarezza per dimostrare ai grandi, ma soprattutto ai piccoli, che non è tanto che i mostri non esistono, ma che si possono sconfiggere attraverso scienza, conoscenza e ovviamente un po' di coraggio.